Nel prossimo servizio ci occupiamo invece del fondo in arrivo dalla Regione per le casse di espansione di Trissino e di Caldogno. Sono pronti 30 milioni di euro contro il pericolo alluvioni. 30 milioni di euro per la realizzazione delle casse di espansione dei bacini di laminazione a Caldogno e Trissino. Approvata questa mattina dalla Giunta Veneta la delibera che stanzia i fondi anti-alluvione. Dunque non ci sono più scuse. I soldi ci sono per realizzare le opere idrauliche che, a detta degli esperti, dovrebbero mettere al riparo da esondazioni Vicenza e il suo circondario nel caso del bacino di Caldogno e la bassa Valle dell'Agno fino a Montecchio Maggiore nel caso del bacino di Trissino. A poco più di un anno dall'alluvione ha sostenuto questa mattina il governatore del Veneto Luca Zaia, quella di oggi una grande giornata. Sono passati 80 anni dalla realizzazione della cassa di espansione di Montebello Vicentino, ha continuato il presidente, e finalmente è giunto il momento di queste due grandi opere che vanno ad aggiungersi agli oltre 270 cantieri contro il rischio idraulico già aperti e conclusi. La funzione dei due bacini mira a mettere al sicuro altri territori al di fuori del Vicentino. Le valvole di sfogo, in caso di piena dell'Agno, del Timonchio e del Bacchiglione, avranno infatti il compito di evitare esondazioni anche a Padova, Verona e nel bacino del Piave. Dalla Regione parte poi un appello rivolto al Governo perché sia varato un piano di investimenti riguardanti la tutela idraulica. Anche lo Stato faccia insomma la sua parte perché la Regione, a fronte di risorse limitate, potrebbe non essere in grado di sostenere da sola il peso della sicurezza idraulica. La pagina della cronaca: da Vicenza, fingere di essere disposto a vendere droga, ma appena vede i soldi aggredisce